che andrò a leggere da Ciapada Venetica Blog. L'articolo se sta scrivendo da Diego R. di Infomedia Veneto. Il titolo è The Halloween, ecco la rumera veneta. A te da mi a festa de Halloween, non è mia propriamente una festa foresta, da altre si chiama festa de rumera, e si festeggia tra 4 ottobre e 4 di novembre. È una delle più antiche tradizioni venete, festeggiare mia solche inter Veneto, ma anche inter Friuli Venezia Giulia, che ha fatto parte della Repubblica Veneta per tanto tempo. Ogni 31 ottobre, che veniva scuro, le campane dei Cesari suonavano melodie saturnine, fino a tarda notte, in quel momento del gran rispetto in vista della celebrazione dei morti, che si teneva il di Dio, 1 di novembre, e i suoni delle campane ispavava i putei e indigniva uomini e donne, perché gli veniva in mente di soccare i defunti, e era tradizione portare ai campanai vin, maroni e patate dolce, finché suonava le campane. Ma si costumava anche a svodare una succa e tagliarla e mettere dentro un moco in pissà, che significava la risurrezione delle anime. E la succa, così da combinare, veniva messa fuori dalle case, con fa protezione dal diavolo e dai spiriti maligni. Ma si credeva che in la notte fra il 1 e il 2 di novembre i defunti venissero a cattare i suoi parenti, e dunque si metteva entre le finestre i lumini impissai che faceva vedere le ombre dei morti in processione, che si fermava casa per casa, ma si rialzava in dono ai morti sotto alla cucina un gotto di vino e un piattero con solo una cioppa di pane. Inter i primi 2 di novembre, famiglie, dopo che era andato al cimitero a pregare i cari defunti, si cattava in tre case e si mucciava attorno alla Torah e si dava conforto ciacquerando, bevendo e mangiando maroni, barigli, patate dolci, formaggio, salado e altri mangiari della tradizione. Al di ancora mia famiglia e porta ancora avanti sta costumanza e mi ogni anno avrò per sé la fortuna di vedere mie nonni, mie amiche e mia barba far ballo, bevendo, mangiando, giocando briscola, cantando e ballando le canzoni di stiani, che meraviglia. Naturalmente vi lascerò anche stavolta il link nella descrizione e dunque ci vedremo al prossimo articolo in lingua veneta.